Una piccola curva presa senza girare il volante, nessun segno di frenata. Erano circa le 8:40 del mattino quando la Panda grigia, guidata da un 44enne di Pianiga, si è schiantata a tutta velocità contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata principale della corsia di rientro dell'area di sosta di Bazzera Nord lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Uno scontro a tutta velocità, l'auto che finisce la sua corsa incastrata nel guardrail. Per l'uomo alla guida l'impatto è stato fatale. La vittima è Alberto Pinton, 44 anni, panettiere e pasticcere a Pianiga, dove risiedeva. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. Il 44enne era da solo alla guida. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai passanti e da chi in quel momento era nell'area di sosta, i sanitari del SUEM 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno liberato la salma dalle lamiere, rimasta incastrata nell'auto, e messo in sicurezza l'area con l'aiuto della polizia e degli ausiliari del traffico di Autostrade Alto Adriatico. Alla polizia stradale il compito di eseguire i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire se all'origine dello sbandamento ci sia stato un malore improvviso, un colpo di sonno o una manovra sbagliata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Con il restringimento delle corsie si sono accumulati chilometri di rallentamenti e code. Le operazioni di messa in sicurezza e riapertura della corsia interessata dal sinistro hanno impiegato circa 3 ore. A portare la notizia della morte ai familiari del 44enne anche il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara. Questa mattina, assieme alla Polizia Stradale, ho dato la tragica notizia della dipartita di Alberto alla famiglia. In circostanze come queste non posso che unirmi al dolore della famiglia nel ricordo della bella persona che era Alberto, persona pulita, educata e gentile.